tutti insieme all'Icon Cup. Bam 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 con Ermoce del Divin. C'è Anto, Ale Oliva che la infila, Mirko F facci un gol in difesa con il Cobra. Chris Bobom, Enzo e Sasi sempre insieme. Tra i pali c'è Prisco, Dario para i rigori, Rapolla e Dido, il rimasto e la forchetta, Sciale e Galasso, in panchina Chef Franco, eres un spettacolo. Stanno arrivando i primi ospiti di questo torneo, signori. Il nostro match analyst e il nostro tuttofare. Hashtag che le cambia niente, della maglietta, della pantaloni, delle calzero, cazzo viene a fare qua? Il pari Piro, no? Dai, via che non può essere. Eccole. Vedo un'icona, vedo. È tempo di splendere, è tempo che i nostri gioielli vengano e tornino alla luce. Una casa. Sì. Allora, per il momento le icone hanno un po' riposato. Sì. Però quando c'è da rimettersi in gioco, tornano forse a brillare. Grande intro preparata. Non lo so perché è venuto pure Antonio, avevamo detto Dario prima partita. Tu? Gli altri hanno detto Prisco. Ale! Il fuoriquota! L'icona fuoriquota. Jeans nuovo? Sì, raga, ho un po' spulciato nel mio armadio. C'era un pantalone diverso. Ah, te l'hai cattato? No, me l'ha regalato me. Dedica speciale, Ragazzi, piccolo recap, sono stato convocato perché Dario non era disponibile. Ti volevo presentare per la prima volta anche un nuovo ruolo della nostra squadra. Dillo direttamente tu cosa fai. Match analyst. Perché Ale? Perché visto che non sono in grado di giocare, anche se oggi comunque qualche minuto forse lo vedremo, meglio che mi do un altro ruolo, ragazzi, è meglio. Ti dico soltanto che si chiama Icon Cup perché verranno un po' rispolverate le icone del gruppo, della squadra. Napoli Creators fai parte dell'Icon Cup. Cosa vuol dire? Cioè per la proprietà commutativa. Significa che sono un'icona. Ale? Ragazzi c'è il primo venduto del Napoli Creators. È appena arrivato e già sta con l'altra squadra, guardate. Nuovo Yamal. Ma come non vogliamo? Nuova generazione. Rimassial! Allora, il futuro del calcio italiano dipende da Cristian. Porterò io l'Italia ai mondiali. Sta arrivando il Cobra, che tra l'altro, non so se avete già visto le grafiche eccetera, c'è una squadra in suo onore, si chiama Sporting Cobra, in onore del Cobra Patrizio Chianini, che si è vestito da Cobra oggi, giallo e verde. I fidi? Questa candy chi è? Del Divin. 8 squadre, 2 gironi. Solo le prime 3 vanno avanti. Nei quarti le seconde sfidano le terze e ogni errore può costare caro. Poi entrano in scena le prime classificate e alla fine una sola squadra resterà in piedi. Cosa mi manca? Cosa addosso? Ce l'avrai? Dove si mette? Forse. Sinistra, già. Ma che sulla mette? Ti faccio vedere come si fa. Sì. No, Andrei, no. Anda va. Ma ti insegna come si fa? Chiamata Enzo Mirko. Così? Dritta? Ma che pesce. Ma che entra capitano? Ma non mi capite Tifo torneo con Mannis. Vai, torna di Giovanni. Facciamo pure le fasce personalizzate. Torneo di Giovanni. Andrei, questa è la seconda volta che... Te lo meriti, Giovanni, se lo merita, ragazzi. Praticamente, vabbè, siamo un bel passo avanti nel percorso che abbiamo cominciato a settembre. L'ultima volta che ci siamo visti è stato un po' di tempo fa ormai. Sembra un poco, forse non lo so se è fuori luogo, fuori tempo, non lo so. Però ragazzi, allora, ne abbiamo avuto modo di parlare tra noi staff. Diciamo, noi non siamo molto soddisfatti, vi devo dire la verità, di quello che, diciamo, di quello che è stato l'evoluzione, non per l'impegno, per l'educazione. Non abbiamo switchato, non abbiamo fatto il salto, secondo me, ragazzi. C'è mancato qualcosa e adesso, pure se il percorso, diciamo, dal punto di vista del tempo sembra quasi giunto alla fine quest'anno, in realtà teniamo un sacco di cose da fare. Allora, io mi sono riproposto di cambiare un attimo un po' di cose. In termini di serietà io ho bisogno un attimo, io e gli altri abbiamo bisogno un attimo di risposte diverse. Nessuno, non sto chiamando in causa nessuno, però ho bisogno di una collaborazione diversa, ho bisogno di un approccio diverso e mi riferisco soprattutto quando ormai sono rare le volte che ci vediamo per fare allenamento. Prisco in porta, dietro giocano Didona a destra, Antonio a sinistra e Cobra fa il centrale. Là davanti invece a centrocampo giochiamo con Oliva al centro, vicino a lui giocano Super Allan a destra e Rapolla a sinistra e davanti comincia Andrea. Forza, Volevo dire una cosa perché colgo l'occasione che Andrea mi ha dato la fascia, ovviamente è un onore, è la seconda volta che
che ce l'ho. È una nuova era questa qui, come abbiamo detto sui social. Abbiamo voluto creare l'Icon Cup per dare un po' più di luce a chi per dei meriti tecnici, mettiamola così, negli scorsi tornei non ha avuto troppo spazio. Però la cosa principale, voglio veramente, ve lo dico guardandovi negli occhi, divertiamoci. Cioè è proprio la cosa principale. Io l'ho fatta per questo, cioè voglio che l'Icon Cup sia una cosa proprio per divertirci. Dai. Una cosa io. Bene oggi, Raga, già sono stanco, diciamo. Riscaldamento troppo. O comunque non abbiamo detto niente a nessuno, cioè i tifosi non dovrebbero esserci in teoria, ma guardate qua quanti ce ne stanno, assurdo. Sensazioni buone, ci divertiamo. Obiettivo assist magno, gol Super Allan. 3-0 per loro, primo tempo. Sto arrapato, questa è la mia sensazione. Perciò vado dalle colombiane. Per restare, per essere ricordato, occorre lasciare qualcosa di unico, irripetibile, memorabile. Arrivare fino in fondo per rimanere. Chi vince resta, chi perde viene dimenticato. Torna il Napoli Creators, inizia l'Icon Cup. Eccellere per lasciare un segno indelebile. Un benvenuto da Gabriele Dattoli per Napoli Creators Panorama. Formazioni partendo dagli avversari odierni che schierano Di Pietro tra i pali, De Falco il capitano, Narretti Esposito da destra a sinistra per la difesa, Giuliano, Musto e Giuliano dietro a Chietti che fa la punta. Risponde il Napoli Creators con Prisco tra i pali, Antò, Chianese, Didona per la difesa, Rapolla e Super Allan, il Divin Visone sugli esterni, Ale Oliva dietro la punta, Ermocio. Come ha detto Cannavaro con la semifinale con la Germania, nessuno mi ha guardato negli occhi, vai. Nessuno ha guardato negli occhi, vai. No? Hanno paura. Ok. Nessuno ha guardato negli occhi. Andrea, allora, nuova era, Icon Cup, ci risiamo, nuovi volti, divertiamoci, passiamoci il pallone, facciamo divertire i ragazzi che ci sono venuti a vedere. Andrea. E che comanda I nuovi volti. Energia in Vanni. Partiamo. Tanta aura farmata in questo avvio di partita. Primo pallone giocabile per i Napoli Creators. Ermocio con il mancino, speriamo di no, infatti va Ale Oliva, murato subito. Chianese, pallone in verticale ma c'è l'anticipo. Poi palla che schizza dalle parti di Ermocio, non riesce a mettere giù. Adesso Giuliano prova a inventarsi una giocata, Didona però gliela sradica. Poi prova ad andare in dribbling, Didona chiuso, rimessa con le mani per Antò che ha già battuto. È scappato la mano forse. Adesso punizione per il Panorama. Va Chietti, come partito il destro. Prisco ha deviato in angolo, gran destro del 10. Passato in mezzo alla barriera, infatti ecco perché Prisco se la stava prendendo con Didone e Ale Oliva che si scusano. Chianese rischia un po', Prisco ancora di più. Ma che cazzo di giocata fa Patrizio? Rimessa con le mani, battuta Chietti, il pallone rimane lì Chietti! E avanti il Panorama! 1-0, parte male il Napoli Creators, scuote la testa Paolucci. Dai! È volato in cielo il 10 che era partito forte, l'altro 10, Chianese, non riesce ad allontanare il pallone e allora Chietti. Non ci schiacciamo! Divin Visone, le finte di Super Allan. Trova Didona, prova a sovrapporsi centralmente Divin Visone, poi Didona verso il fondo, traversone dall'altra parte, Rapolla col mancino. Torna! Dall'altra parte Chietti che prova ad andare via. Chianese questa volta si aiuta con una finta di corpo, torna da Prisco. Rapolla con la punta da Divin Visone che prova
a coordinarsi. C'è stato un tocco con il braccio secondo il direttore di gara. Punizione NC. Distanza. E tu me l'hai messa qua. Non te l'ho messa qua. Come no? Michi, se te la senti puoi calciare. Forte, Miki! Se te la senti calcia tranquillo, Michi. Se te la senti calcia. E infatti va in porta Rapolla, la palla rimane lì di Vinvisone, poi Mocio! Quando conta c'è il Mocio! 1-1! Ha pareggiato il Mocio, ha pareggiato il Napoli Creators. E la dedica è quella lì agli Elites. Occhio, occhio! La palla è rimasta lì e Ermocio prima di tutti. Oh, Andre, valle a prendere su. Giovanni, sali un po', saliamo un po', andiamole a prendere. Miche, andiamole a prendere. Di Dona. Grande sponda di Ermocio questa volta. Ale Oliva va ad aprire D'Antò. Vediamo la sua qualità. Antò prova a spostarla. Recupera Musto, poi Chietti. Sempre inviperito Chietti! E la palla è entrata. Un po' di certezza, come se ci fosse il VAR, ma non c'è bisogno dell'intervento di niente perché la palla è entrata. Chietti è sgusciato via sulla destra e ha calciato forte sul primo palo. 2-1 la doppietta del 10. Questa volta forse Prisco, soprattutto perché conosciamo le sue qualità, poteva fare qualcosa in più. Di Donadario Oliva. Battuta veloce questa volta. Di Dona, la risposta, il volo di Di Pietro. Di Dona va a battere anche il calcio d'angolo. Ancora una volta battuto corto. Ale Oliva scheggia la traversa, ma la palla non è entrata. Troppo bene ha calciato. Perfetto, è uscita troppo bene. Stiamo su, stiamo su. E c'è anche un pubblico in piccionaia. Ale Oliva. Vediamo la sua falcata, la più celebre del web. Questa volta non riesce a portare il tiro, ma l'ha rimessa con le mani già battuta. Pianese da Di Dona. Quel cucchiaino del Ermocio che in qualche modo riesce a servire ancora. Di Dona! La palla è entrata ed è un gol magico di Di Dona. 2-2. Il Rottweiler di Mugnano. Dai! Il Rottweiler di Mugnano con il destro. Sembrava un cross, invece ha mirato all'angolino e la palla è entrata all'angolino. 2-2. Qui un top respectful moment. Adesso Di Dona con le mani da Ale Oliva. Antò di nuovo Ale Oliva. Dall'altra parte da Di Dona, il Rottweiler di Mugnano. Ale Oliva in verticale da Rapolla che con la punta fa colpo di biliardo, palo rete 3-2, la ribaltata al Napoli Creators con Miki Rapolla che torna al gol. Le colombiane, vedi che fanno? Sto capendo niente. Ale Oliva con l'imbucata centrale, bravo Rapolla a staccarsi e anche a girarsi, a piazzare un gol di pregevolissima fattura, quello del 27. Sto capendo niente. Partitazzo. Adesso Antò da Chianese che trova centralmente Ale Oliva. Deviazione rimessa laterale. Poi già battuta ancora per Rapolla. Allora la pressione, Superalla recupera, poi con la punta il di Vinvisone. 4-2 Napoli Creators, la distruzione dal basso del panorama con Di Pietro che regala ad Ale Oliva. Assist Superalla, il di Vinvisone con la mano all'orecchio, fa 4-2. L'ho detto. Trova la gioia personale il di Vinvisone, bravo Ale Oliva a capire che non poteva controllare questo pallone. Super Allan, la mette sul primo palo. Vediamo se Chietti vuole fare male anche da centrocampo. Ci prova, barriera.
Poi Di Vinvisone mette giù Ale Oliva. Largo da Rapolla. Centralmente Di Vinvisone, largo Antò. Servito Antò, prova a girarsi, poi anche a imbucare. Non arriva nessuno se non Di Pietro in uscita bassa. Fermi a lungo con le mani. Poi messo giù Guadagno. Adesso angolo Napoli Creators. Verso Di Vinvisone che si era coordinato. Poi Ermocio che prova a imitarlo ma non trova la porta. Bravi. Chietti prova il tunnel, ma non puoi rubare le caramelle a casa dei bambini. E poi giallo per Chianese. Adesso Chietti. Va con il destro. Dai, su. 3, 4, 2, 1. Ma per Andrea Lombardi, ti voglio bene, Io sono un critico. 4, 3, 3. Indicazioni confuse per Sciale. Forse ha perso il conto degli uomini in campo. Adesso Prisco. Con la costruzione, questa volta trova Antò. Suola e destro. Ale Oliva da Ermocio che mette giù con il sinistro. Poi col destro serve proprio Antò. Grande azione del Napoli Creators. Rapolla va ad aprire da Didona, tutto solo. Didona! Verso il secondo palo. Antò ha fatto sponda, non ha trovato compagni, ma Rapolla ha già recuperato. Sconsiderata la scelta di Rapolla, o meglio l'esecuzione. Dall'altra parte però c'è Chietti che vuole andare. Didona non lo molla e lo chiude. Con le mani ancora il panorama verso Guadagno. Prisco blocca. Ma che si fa in frego però, la prima volta a buona, la seconda pure, poi basta però. Crei, ma è mai possibile, 3 su 3. Forse si lamentava dei piazzati Paolucci il Napoli Creators in una delle ultime azioni di questo primo tempo. Ale Oliva d'Antò. Col sinistro prova ad aprire dove c'è Ermocio, il controllo, Ermocio, sombrero. Finisce qui il primo tempo sulla giocata magica di Ermocio. Ma non so, pensavo fosse la volta rotta, no? È passato. Tu hai fatto uno stop qua, credimi. Bravo, Uno stop che vale Che spacci i mariti. Gestiamo bene i ritmi per favore, loro sono partiti a 300 km/h, non abbocchiamo a questa cosa, quando hanno quelle folate facciamogliele fare tranquillamente senza andare, poi dopo quando i ritmi si mettono bene col nostro gioco non teniamo problemi. Andiamo, io penso sui difensori centrali, uno tra Simone e chi sei? No, al di fuori che Oliva, deve andare uno che... Continuiamo a cercare Ale là in mezzo continuamente e tu quando c'è spazio vai, va bene? Vai sempre quando devi andare. Perché così andiamo in difficoltà. Voglio un'altra cosa, ma sta chiudendo. Siamo troppo lunghi, Narretti sta là, io sto con la bascia. Gianni stai facendo molto bene. Così, coprire e andare, bello con tranquillità, va bene così. Dobbiamo stare più compatti, lascialo stare dietro. Ci arriviamo. Però rimangono i buchi in mezzo. Lo so, perciò perché siamo lunghi. Due centrocampo. Perché siamo lunghi, se ci combattiamo, non siamo bene. Voglio fare tutti la doppia fase, voglio nessuno rimane fermo avanti, doppia fase. Dai. Escono un poco Sparta Praga e Mocio. Entrano Mirko e Iannace. Maestro, questa la dedico a lei, che con tutto il mal di denti è venuto qui a registrare per me. Abbiamo sentito le due panchine. Ermocio forse ha sbagliato il colore della maglietta dei suoi compagni e si è trovato nella panchina avversaria. È entrato Mirko F. Mirko nel Napoli Creators, però la prima palla è per il panorama. La trova anche la parata di Prisco. Va ancora in porta Chietti, questa volta la trova. La trova anche la parata di Prisco. È già rimesso in gioco. Ale Oliva, spalla alla porta, un controllo non semplice, infatti raddoppiato, gliela tolgono. Ancora cercato Chietti, trovato però Guadagno che si gira davvero bomber ma non trova i pali. Oliva, alzati quando è il momento. Vabbè, ormai vai. Giocata ancora all'area di rigore. Non trovati però compagni dal panorama, quindi Prisco con le mani può andare a cercare Ale Oliva. Lascia rimbalzare Ale Oliva, poi morbido verso il secondo palo, non c'è nessuno. Meglio così rispetto al nostro 9. Sì, Simone.
Recupera palla il Divi in Visone. Poi Mirko centra in pieno Ale Oliva che vuole andare in scivolata. Gliela toglie però Capasso che va a cercare Chietti. Chiuso. No, Giovanni stasera non sbaglia un controllo palla, incredibile. MVP, Vero. Per ora sì. Sente poco peso in attacco ora, Vedi? Di Dona. Subito da Mirko che ha un po' di spazio. L'imbucata di Mirko non era male. Poi rischia con il retropassaggio. Capasso. Vai! Non giudicato tale dal direttore di gara. Adesso il recupero palla di Ale Oliva che può anche dare uno sguardo alla porta. Ale Oliva cambia passo. Ale Oliva con l'assist per Mirko. Tutto in famiglia. Prima il Mocio l'apre. Adesso Mirko probabilmente la chiude. Gol il suo sempre. Però qui ringrazia Mirko l'assist al bacio di Ale Oliva. Il cambio di passo più famoso del web, non del West. Col sinistro a fare assist per Mirko che ha provato a sbagliarlo ma non ce l'ha fatta. Poi va in porta. Vuoi uscire Mirko? Vuoi uscire? Vieni. Un fallaggio su Mirko che si lamenta. Poi fallo Bluetooth. Vediamo se la sente di continuare il 93. Ale Oliva va ad aprire dove Di Dona sterza venendo dentro il campo. L'imbucata per Mirko. La chiusura di Di Pietro. Poi ancora Ale Iannace. La palla arriva dalle parti del Divi in Visone che vuole proteggere. Sempre da Napoli. Battuta veloce del Panorama che accorcia le distanze con Guadagno. Ha dormito la difesa del Napoli Creator su questo piazzato. Vado troppo in frego. Se ne lamentava Paolucci nel primo tempo e ancora una volta l'ha dormita con Guadagno tutto solo. Il 9 5-3 è riaperta. Adesso prova le giocate Cirillo. Ha commesso fallo a Iannace. Adesso Chianese forse con una mossa di... Lo sto portando fuori. Mi ha spinto lui. Giallo fermo, lì siamo morti. Quando fuori stai fallo. Non lo spingere! No, non l'ho toccato! Ti ho toccato! Ti ho toccato! Cirillo a provocare. Adesso la palla è proprio a cercarlo Prisco. Deve in calcio d'angolo. Ancora una volta la criptonite del Napoli Creators. Sono i calci piazzati. Questa volta se l'è cavata la squadra di Paolucci grazie alla parata di Prisco. Oliva lo serve. Di nuovo il pallone di Prisco per Ale Oliva, rischiosissimo. Cirillo va a recuperare, pallone dall'altra parte dove c'è Chietti che spiazza Prisco tutto solo, il 10 in area di rigore. La distruzione dal basso del Napoli Creators. E adesso il Panorama è un passo. Oh ragazzi, dai, oh vai giù, dai, forza. Due palloni orizzontali su cui è riuscito a portare pressione il Panorama. Guardate la superiorità numerica in questo caso, nonostante stesse costruendo il Napoli Creators. E quindi il gol fisiologico. Adesso Giuliano con le mani. Premessa forse da rivedere, ma si gioca. Guadagno prova a girare. Ale Oliva. Ottimo controllo. Poi maglia tirata. E Chietti prende il cartellino. Ale Oliva va in porta, quella degli spogliatoi forse. Ancora una bella giocata a cercare Guadagno che aveva spostato il pallone in un fazzoletto. Calcio d'angolo. Nel suo! Dai! Didone ancora.
Sbaglia l'appoggio, poi Chietti rischia di fare fallo anche sull'arbitro di Dona, ma Chietti va via con una grande qualità, poi calcia Prisco! Adesso angolo per il Panorama, battuto corto, Guadagno lascia scorrere perché non è riuscito a colpirla, però ancora una volta ha rischiato il Napoli Creators, che però riesce a ribaltare il campo con Mirko che non se la sente di attaccare alla profondità, quindi fa sponda da Didona. Centralmente Ale Oliva va a calciare, Ale Oliva come girava. Ma che dacci imparato? Ma che dacci imparato tutto questo tempo? Come Cialanoglu suggerisce Antò, e in effetti ricordava quella traiettoria lì. Poi ancora Ale Oliva con deviazione, Ermocio non se la sente di calciare, ma ce l'ha ancora lui. La sponda a cercare la polla, non trovato. Ale Oliva battuto rapido da Rapolla, buono il controllo. Rapolla preferisce spostarsela sul sinistro, raddoppiato e chiuso. Può ancora ripartire il Panorama, servito Chietti, che va anche lui in porta. Prisco con i pugni, poi il destro, forse un tocco con il braccio, non c'è secondo il direttore di gara. Tanto si perdono in protesta i giocatori del Panorama mentre l'azione si stava ancora svolgendo, e quindi riesce a chiudere per un attimo il Napoli Creators. Poi Giuliano vuole andare in dribbling, Ermocio ammonito, era trattenuto. Ma non si può vedere il VAR, no? Allora, questo è il replay di quello che chiedevano. In effetti il braccio di Chianese viene colpito pienamente. Forse qui qualcosa c'era, Però come hai fatto a non vedere? Dove il VAR è attaccato, per me non è nettissimo, è così. Il direttore di gara dice che è attaccato. Questo forse no. Tanto seguiamo la punizione. Va Chietti, largo questa volta, la schiva, sì, di Vinvisione per evitare il corner. Guardate gli Ultras Cugnizzi che hanno una cornice importante per la sfida, ma sta soffrendo il Napoli Creators, quindi hanno bisogno del supporto dei propri tifosi. Qui Chianese va a recuperare il pallone, prova ad andare con le giocate. Chianese entra dentro il campo, buona la giocata di Patrizio Chianese che con la punta va a cercare 1-3 Ermocio e il Di Vinvisone, servito dal Di Vinvisone. Ermocio che poi la passa di Pietro, forse si è confuso di nuovo con le maglie. Ale Oliva, Didona, centralmente da Ermocio. Bravo Andrea! Bravi, bravissimi. A parte gli scherzi, Fiu sta giocando una buona gara, oltre il gol. Ale Oliva, Di Vinvisone, il movimento di Ermocio all'interno dell'area di rigore. Di Vinvisone si fa attendere, poi lo cerca e in qualche modo lo trova. La sponda di Ermocio verso Rapolla che protegge, di vicino Didona che prova a dargli una mano. È andato nel traffico Didona e poi gli recuperano palla e commette il fallo. Arbitro, è finita, signore! Didona, Ermocio, apertura dove c'è Christian che non riesce a controllare. Poi occhio perché poteva ripartire il Panorama e Ale Oliva spende il miglior giallo che avesse potuto spendere in questa partita. Dacci una mano, Gianni! Adesso Chietti, morbido verso la porta, Prisco sicuro esce. È finita! Adesso il pallone rimane lì per un'ultima occasione di Vinvisone, travolge Di Pietro. Anche se dal linguaggio del corpo crede di essere stato travolto, quindi Ermocio che era già ammonito ed esulta così Ermocio. Questo sarebbe il terzo giallo. E non se n'era accorto Ermocio che era stato espulso, quindi ha dovuto rincorrerlo l'arbitro. Però al di là dell'ironia è un giallo speso benissimo da Ermocio, che è esultato un po' per il meme, un po' perché davvero ha fermato un contropiede che poteva essere letale. Marchiamo! Ale! Adesso Chietti sul punto di battuta, va in porta, spinge Ale Oliva ed è finita qui. Dopo una grande partenza il Napoli Creator soffre la reazione del Panorama, ma riesce a contenerla. Un ringraziamento speciale da Gabriele Dattoli per averci seguiti. Alla prossima. A tutta velocità si va. Oh, gol ed espulsione. A quanto era votato?
Siamo tornati! Mamma mia, oggi me ne esco con una spalla rotta. Fra, mi ha ucciso. Cioè, il portiere è andato sul pallone. Poi me lo dovrò rivedere. Forse era pure fallo. Ma cioè, ha aiutato a finire la spalla under, rotolando è brutta. Però, bellissima partita, secondo me. Mamma mia. Comunque non dovevano esserci tifosi, che non l'abbiamo annunciato. Ma cornice. Cioè, i tifosi team sempre. Grandissima Sei prestazione. gasato. Sarà il numero 5 fatto dei controlli degli stop alla Zidane. Te lo giuro, palla a terra morbida, grande gol. O comunque 5-4. Bella partita, questo stavo dicendo. Ma poi combattuta alla fine si è accesa proprio. Si è accesa nella maniera giusta. Sì. Esatto, sportivamente parlando, loro hanno una bella squadra. Ci sta. Mamma mia. Siamo infermeria. Caccia sono il loro beniamino. I miei figli. Mamma mia, siete uno spettacolo, sì. Nessuno dei Napoli Creators potrà mai mettermi le spalle, cioè le mani sulle spalle, come loro. Oh! Abbiamo vinto! Supera! Vi faccio i complimenti perché avete affrontato con lo spirito giusto, come finiva andava bene, perché questo è lo spirito che dobbiamo tenere. Io cronometro da voto. No, però complimenti veramente ragazzi, poi abbiamo stretti i denti, bella partita. Signori, questo è solo l'inizio dell'Icon Cup. Ci vediamo al prossimo episodio.